buenas tardes, good morning, how are you? Fine, thank you, grazie, non me l'ha chiesto nessuno, però vi rispondo lo stesso. Come state amici del Carnevale? Benvenuti per la penultima puntata qui dagli studi di Televenezia del Carnevale, per l'appunto, di Venezia. Io sono Linda Pani e il principe Maurice non lo vedo, possiamo fare la baldoria perché qui con noi c'è un principe ringiovanito? Quanto sei? 700 anni? 800? Più o meno. Probabilmente il cielo ha ascoltato il mio desiderio, quindi mi ha mandato qualcuno di un po' più giovane. Ma non lo so, hai un volto familiare, però non ti riconosco. Anche se io e te ci siamo già conosciute, in realtà. Dove? Qui intorno. Aspetta. Non sono un principe. Aspetta, di qualcosa? Di qualcosa? Ciao Linda, ciao principe. Ah, adesso ho capito, tu sei una delle nostre Carnival Speakers. Sono proprio io. Ciao esatto. Sofia, benvenuta. Ciao Linda, finalmente vedo questo studio bellissimo. Hai visto? Sono qua con te. Ma è più piccolo o più grande da come sembra in video? È un po' più grande. Un po' più grande, però... vedi? Dai, accomodati, questo bene, è il nostro sta salotto. Dai, una conduzione tutta al femminile quest'oggi, esatto. Anche Ci siamo se è un liberate baffo del un po'. principe, quindi... Sì, siamo io e te. Esatto, ma senti, c'è questo baffetto là da lì. Hai visto questo baffetto Vedi? nuovo? Sì, carino. mi piace, sì, posso... Cosa dici? Sì. Bello, ti dona. Mi dona, vero? Sì. Anche con questo cappello un po' così. Tantissimo, il tuo stile mi piace un sacco. Principe, prendi appunti perché la signorina Esatto, qua è... E senti Sofia, cosa fai nella vita? Io mi sono appena laureata in relazioni internazionali da qualche mese e adesso lavoro un po' con voi qui al Carnevale e vedremo cosa mi porterà il futuro. Ok, e che cosa, su che progetti stai lavorando, cioè su che cosa stai puntando in questo momento? Ma io vorrei un po' fare un'esperienza all'estero, a dire il vero, vorrei andare a vivere un po' a Londra, a dire il vero, mi piace molto come città. Oh, so you can greeting all Yeah, the hi people? everybody from London, a kiss from here, from Venice. Vedi, perché dopo 5 anni di linguistico è meglio che comunque lascio parlare in inglese qualcun altro. Sì. Va bene Sofia, grazie mille. Grazie E mille io ovviamente ti auguro il meglio, però intanto abbiamo questo grande compito quest'oggi, quello di fare da ponte da chi ci sta seguendo da tutto il mondo, all over the world with the streaming, e quindi li mettiamo in collegamento con quello che succede per Venezia, per la città metropolitana di Venezia e tutti i Wonder Points dove per l'appunto tu sei stata per tutti questi giorni una delle protagoniste. Certo, sì. Quindi io direi di cominciare subito. Sì, iniziamo. Iniziamo subito, quindi chiedo alla regia se è confermato il primo collegamento. Confermatissimo, vai Sofia. Dove andiamo? Allora, lancialo Andiamo da Domenico, a Venezia. tu. Sì. Ciao Domenico, mi senti? Domenico? Sono qui in Campo San Giacomo, riuscite a sentirmi? Sì, adesso sì. Ciao, ciao Domenico. Ciao, sono qui a Venezia in Campo San Giacomo ed è iniziato da qualche minuto questo spettacolo. Cosa sta facendo Domenico? E allora al momento ho appena allestito un tavolo dove sto cercando di creare un aperitivo con questi balli anche diciamo molto sensuali. Ha chiamato una persona del pubblico, vediamo adesso cosa faranno. Ha aperto la bottiglia, ha stappato la bottiglia? Sì, sì. Vedi, ci facciamo sempre riconoscere perché ci piace alzare il gomitino. Ti piace bere, Sofia? Sì, Ok, mi piace. vedi, lei è sana, non come me che sono astemia, mannaggia. Come sei astemia? Ma no, non è è possibile. una brutta cosa. Bisogna rimediare al più presto. Lo so, dicono che guarirò, ma secondo me no. A te Domenico piace bere? Il giusto, sì, quando sono in compagnia. Ok, però mi raccomando, bere responsabilmente, qua non è che siamo favorevoli Sì, all'alcolismo, è sicuramente, solamente sì. quel bicchierino che rende insomma il tutto un po' più interessante, quella bollicina effervescente che rende il tutto più allegro. Poi guarda quante cose che si può fare poi con le bottiglie. Scusami Domenico che io mi sono persa un pezzo, lui è un cabarettista? Questo è cabaret o è un mago? Perché mi sono persa il pezzo iniziale in cui li hai presentati. No, lui è un cabaret, sì, si chiama Damiano Massaccesi, adesso vediamo appunto che sta facendo proprio il suo spettacolo. Ma Ha solo uscito bottiglie di anche vino? 3 bottiglie, a quanto pare sì.
Ma sono vuote però. Sì, Sì, ok. E da quanto è cominciato? da qualche minuto, un 5 minuti più o meno. Quanto, scusa? 5 minuti. 5 più o minuti, meno. ok, quindi siamo proprio all'inizio. Sì, all'inizio, sì. Vedremo se uscirà qualcosa da queste bottiglie. Mamma mia, è pericoloso però, che bravo. Bravissimo, guarda come applaudono i bambini, vedi. Crea sempre fascino questa cosa. I numeri di giocoleria hanno sempre il loro magnetismo. E adesso che succede? Ma quante bottiglie di vino ha? Abbiamo detto di no all'alcolismo, che non vogliamo spingere all'alcolismo, però guarda il nostro artista quante che ne ha tirate fuori. Tutte vuote però. Tutte vuote, magari le ha svuotate da qualche parte, se no se le ha bevute tutte lui è un problema, eh? Almeno condividessi, insomma, col pubblico, sarebbe molto interessante, no? Ah, adesso con 3 bottiglie. Bravissimo. E le bottiglie intanto aumentano. No, quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 bottiglie. 8, 9. 8, ne ho vista una in più. 8. E questo Me lo succede già quando vedi, bevi, quando bevi. bevi succede questo. Chissà adesso che cosa farà. Sei riuscito ad intervistarlo prima che cominciasse il numero? No. Mannaggia. Cercherò dopo magari di fare qualche domanda appena finisce. Sì, casomai quando finisce raccogli un po' di informazioni che non si sa mai, che facciamo un altro collegamento, un altro passaggio, che quindi magari riesci a darci qualche informazione, insomma, su di lui o sul numero, insomma. Va bene, appena finirà cercherò subito di andare magari dietro le quinte. E infatti, anche perché tu E hai lo il passo intervistiamo, speciale, sì. quindi puoi entrare dietro le quinte. Sì, esatto, possiamo entrare. Passione del gazebo ha una parte in muratura. Ah, È una cosa speciale oggi. è una cosa speciale oggi, novità. Lanciarla a voi. Vai, allora grazie regia. Siamo preparate e studiatissime. Preparatissime. Vai allora Sofia. Allora, credo che ci sia Anna Laura dalla Torre di Mestre che ci porta in una mini visita guidata. Anna Laura, ci sei? Esatto. Sì, ciao. Ciao, Anna Laura. Laura. Ci senti? Ci senti bene? Certo. Con chi sei? Allora, oggi sono con Giampaolo Rallo, il presidente della Proloco di Mestre. Ok, fantastico. Quindi chi meglio di lui può, insomma, illuminarci in questo cammino, in questa gita turistica all'interno della Torre di Mestre che si vede tanto spesso da fuori in Piazza Ferretto, passeggiando, stando con gli amici, piuttosto che prendendo un gelato, magari andando da un Wonder Point all'altro, però alla fine dentro la Torre di Mestre chissà in quanti ci sono effettivamente stati, quanti sanno effettivamente la funzione. Quindi sarebbe bello per l'appunto che ci mostrasse un pochettino, vai, siamo tutto orecchie e tutto occhi. Certo. Allora, Presidente, le chiederei di spiegarci qualcosa di storico della Torre di Mestre in generale. Bene, noi siamo al 3° piano della torre civica. È una torre che nel passato, 5 secoli fa, diciamo che combaciava con 14 almeno torri o torricini della città murata di Mestre. La torre ha passato varie traversie. All'inizio era una torre daziaria a seconda dell'interpretazione dei documenti della famiglia Collalto, poi con la presa di Mestre da parte di Venezia, con la dedizione di Treviso a Venezia, è diventata una città murata con la torre che faceva la funzione di torre principale. Nel 400 l'hanno dotata di un orologio, qui abbiamo fatto una piccola mostra di materiali storici legati all'orologio antico di questa torre e quindi adesso è il simbolo della città. Vi faccio vedere un po' anche che cosa c'è. Qui abbiamo una vecchia macchina da torre
che era un macchinario che andava con i 2 pesi di marmo d'Istria che lo alimentavano, le 2 pareti in cui c'è l'orologio con i numeri romani che guarda via Palazzo, lo si vede da fuori, e l'orologio invece fatto con questo disco a vetri fra l'800 e il 900 con i numeri arabi. E quindi l'orologio è diventato per la città un simbolo praticamente della sua storicità. Mestre sorge più o meno secondo le attendibilità su un punto di incontro fra le strade romane Annia e Popilia, che poi sono state in qualche modo collegate con Latino, quindi una base storica romana su cui si inserisce la parte medievale e su cui poi il Rinascimento vede Mestre tributaria di Venezia. Diciamo che Mestre ha trovato la sua fortuna su Venezia in quanto, essendo a confine con la laguna, alimentava la città e di visitatori e di ospiti e di materiali, di alimenti e di quant'altro. E Venezia a sua volta utilizzava Mestre per depositi, per ville di campagna. Il patriziato veneziano fino al 600 era solito venire in terraferma per passare le estati. Qui è partita tutta quella situazione che vede le ville venete svilupparsi nella terraferma, certo, e che vede il patriziato spostarsi via via con le proprietà in terraferma. Okay. Dopo la Lega di Cambrai, Mestre è diventata un punto importante di sviluppo in terraferma. Ricordiamo che Mestre era anche una podesteria. Quando Venezia riceve Treviso, perché Treviso si dà a Venezia per evitare di essere conquistata da altre signorie, crea delle podesterie, e una di queste podesterie è Mestre, che viene retta da un podestà e da un capitano di Mestre. Okay. E via via ci arriviamo ai giorni nostri in pratica. Ecco. Okay. La città murata è quasi scomparsa perché nel Cinquecento sono cambiate le artiglierie belliche, pertanto Mestre non era più difendibile con le vecchie artiglierie e le mura di Mestre erano insufficienti. Tant'è che il comune di Mestre di allora, il podestà, ha venduto intere parti delle mura di Mestre per riciclare i mattoni per farne abitazioni. Molte abitazioni mestrine del Cinquecento sono costruite con i mattoni recuperati dalle mura di Mestre o dai torricini da qualche torre di Mestre. Ok, grazie mille. Grazie mille, Vi è piaciuta Laura? La spiegazione? Ringrazio il Presidente. Grazie mille, è stato molto interessante perché effettivamente la torre, no, di Mestre è uno dei simboli principali, però uno magari si interroga su quale sia la storia e non capita tutti i giorni, insomma, di scoprire questi retroscena. Tra l'altro quella cosa delle ville venete è verissima, perché per esempio anche Mogliano, che è appiccicatissima, fondoschiena e camicia con Mestre, che proprio sono così, e è pieno di ville, cioè percorrendo il terraglio proprio da destra a sinistra si possono trovare ville venete ovunque, perché i ricchi patrizi veneziani appunto le facevano costruire in terraferma per avere delle terre d'estate anche da coltivare con gli orti eccetera, e anche per fuggire da quella che era Venezia e rifugiarsi in campagna. E tante di queste ville venete, che sono conosciute a livello mondiale, poi sono diventate anche delle residenze private, però sono delle vere e proprie opere d'arte che si studiano proprio sui libri di storia dell'arte. Quindi è un pezzo di storia che appartiene ovviamente al nostro territorio, di cui ovviamente ad andarne orgogliosi, perché oltre alla parte della laguna c'è anche la parte della terraferma, quindi la Serenissima che si è sempre più espansa, sempre di più, fino al Wonder Point dove ci sta attendendo la nostra Elisa. Elisa, ci senti?
Elisa, ci senti? Ciao Linda e Sofia, che sorpresa! Ciao Elisa, hai visto? Hai visto? Abbiamo reclutato Sofia qui in studio. Ho cambiato posto oggi. Ha ricevuto Ciao, la promozione. Sofia. Io siamo qua in collegamento da Castello E che e succede? qui c'è questo spettacolo di questa famiglia. Ah, è una famiglia. Sostanzialmente sono una mamma, il papà e la figlia Ok. che si esibiscono a turno. È bellissimo perché imitano l'accento russo. Ah, ok. Ma sono italiani? È molto divertente. Ma volete che ve lo svelo subito se sono italiani o volete godervi lo Guarda, se spettacolo? vuoi indago io. 5 anni di linguistico, almeno vediamo se riesco a riconoscere un accento russo fake o reale. Quindi casomai dopo, se li intervisti, facciamo questo gioco. O se no ce lo dici tu alla Va fine del bene. collegamento. D'accordo, facciamo così, non spoilerò niente per ora. Ok. Ma ci Adesso sono se volete vi porto a conoscere l'artista che si è esibita prima. Chi voglio provare? Non so se sia così il balletto, sto improvvisando. Secondo me è anche così, no? Può essere. Non lo so, probabilmente così. Va sempre Guardate, bene. adesso ve la presento. Vai, È l'artista vai. che si è esibita prima al carnevale. Riuscite a vederla? Sì, la vediamo ma non la sentiamo. Era in collegamento con la diretta del carnevale. Ci vuoi dire di dove sei? Eccoci, ci siamo. Perché Scappa? Stai scappando? Dove scappa? Sì, perché il numero, insomma, stanno cantando, quindi ci allontaniamo un pochino. Ah, ok. Come ti chiami? Dove sei? Sono Mariam Sallam e vengo. Lei è Mariam? Sono nata a Milano, È nata a Milano? però adesso vivo a Montefabbri. Adesso vive a Montefabbri. È la prima volta qua al Carnevale di Venezia? Sì, è la sua prima volta qua al Carnevale. È emozionata. Insomma, prima ha di far parte di ringraziato questo Venezia per il grande Carnevale, è spettacolo. stata molto carina. È emozionata di far Emozionata parte per la di prima far volta parte di di questo grande spettacolo che è il Carnevale? Sì, sento soprattutto per il messaggio di ripartenza che sta dando, insomma, quindi è molto contenta. Se la riconoscete dai Ricci, ma lei è la ragazza che si esibisce con il cerchio praticamente. L'avete vista in qualche foto sui nostri post social. Ah, ok, sì, mi hai ricordo. capito. Esatto, avete capito? È lei. Bella. Da Ecco. quanto tempo Sì. fa questo mestiere? Prova a chiederglielo. Da quanto tempo fai questo mestiere? Quanto tempo? Ormai sono 12 anni. 12 anni oramai. Brava, che bello. Ma sì. è una sportiva, Adesso arriva vi dalla torno là che vi danza faccio vedere. non so, ha Fammi fatto chiedere ginnastica se sei artistica. sportiva, come hai fatto per iniziare a fare questa attività? Sì, proviene dalla ginnastica artistica. E quindi poi ha frequentato 2 accademie del circo, quindi ha avuto modo insomma di specializzarsi in questo, di allenarsi. Beh, non deve essere facile, anche perché nelle accademie di circo penso che si perlustrino vari ambiti, no? Tra le danze aeree, le acrobazie, eccetera. Deve essere difficilissimo, deve esserci una competizione spietata, perché i talenti sono veramente tanti, quindi sei arrivata dove è da farle soltanto che i complimenti. Dalla regia è arrivato un cartello interessantissimo. Guarda Elisa, noi ti abbandoniamo, ti lasciamo a godere lo spettacolo lì, poi ci racconterai, casomai torniamo anche dopo, perché adesso ci sta aspettando un appuntamento imperdibile. Quindi grazie mille Elisa, a dopo. Grazie. Ok, sì, ma regia, se voi scrivete così a penna su un foglio, io che sono miope non ci vedo niente. Io leggo soltanto cioccolata e Milena, quindi già questo promette molto bene. Sofia, vuoi lanciare tu il collegamento? Sì. Allora, abbiamo Milena e per l'atelier Pietro Longhi, per il Carnevale, ci troviamo in un posto bellissimo. E con la cioccolata dell'atelier Pietro Longhi ha incantato centinaia di maschere. Quest'anno la cioccolata di Pietro Longhi si svolge a Cadidio, dove la Serenissima sarà protagonista per i suoi 1600 anni.
E direi che questo è uno di quegli appuntamenti imperdibili dove i nostri carnival speaker non possono mancare, perché noi dobbiamo sapere che cosa succede, dobbiamo sapere che cosa combinano. Quindi abbiamo mandato la nostra inviata Milena a raccontarci quello che sta succedendo. Milena, ci ricevi? Ciao, sì, sono qui. Eccoci. Eccoci, vedo Raffaele De Sì, grande colonna portante dell'atelier Pietro Longhi. Saluto anche Francesco Brigi che ha realizzato l'abito che indossa in questo momento. Allora raccontateci un po', dai. Sì, esatto, siamo qui oggi pomeriggio per la cioccolata dell'atelier Pietro Longhi a Cadidio e ora faremo questa breve intervista. Ci spiegheranno un po' cosa succede in questa giornata. Vai, apri le danze, narraci un po' che cosa succede di speciale, cosa ha di speciale questa cioccolata. Cosa ha di speciale questa cioccolata? Cosa succederà oggi pomeriggio? Chi abbiamo davanti? Giusto per curiosità, sono la Linda e Sofia. Ciao Raffaele. Allora, Sofia. Oggi stiamo appunto per accogliere tanti amici che in realtà molti cominciano già a essere dietro le nostre spalle e oggi abbiamo deciso sia di celebrare i 1600 anni di Venezia, per cui un compleanno storico, oserei dire, che il 1600, che è l'epoca del Rinascimento per eccellenza. Sarà il momento insomma, in cui vogliamo celebrare questa nuova nascita del tornare a una nuova vita, insomma, una nuova voglia di divertirsi e di stare tutti quanti assieme costruendo qualcosa di positivo. Ok, io so che c'è un cocktail che è studiato per onorare il Sansovino e rendere la serata indimenticabile, ci sono i bartender dell'Alchemia, mi confermate questa cosa? Che ci sono dei cocktail speciali, dei bartender speciali. Senza farlo locale, dai. Confermate che ci sono dei cocktail speciali e dei bartender speciali? Assolutamente, questa sera hanno preparato due sorprese, diciamo così. Una è un cioccolatino fatto addirittura con un'essenza di rose che cresce qui in laguna, per cui una vera celebrazione della venezianità e di Venezia, proprio la nostra laguna. E poi il cocktail Sansovino che appunto è stato dedicato all'architetto che ha costruito la Cadidio, oltre la zecca, la biblioteca marciana e l'oggetta del Sansovino, per cui insomma sono queste due sorprese che la Cadidio ha deciso di dedicare a questo compleanno così importante. Ma possiamo vedere un po' che cosa sta succedendo, proprio quindi magari girare col telefono l'inquadratura, vedere se qualcuno sta mangiando, bevendo, così giusto per farci un po' di invidia noi in studio che abbiamo fame e sete. Esatto. Sì, si può. Allora, in realtà non è ancora iniziata, quindi stanno solo cominciando ad arrivare. Ok, quindi niente spoiler. Niente spoiler, mi spiace per ora. Ok, casomai ci colleghiamo dopo così poi lo scopriamo. Adesso Grazie mille, intanto salutiamo Milena così la sentiamo dopo. Ciao Milena, Milena. grazie mille. Vai adesso Adesso Sofia. pare ci sia Ottavia da San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista mi fa pensare alle 12 Marie, Sì. può essere? Ottavia, ce lo confermi? Ottavia? Ci senti? Parlo piano. Parlare piano. Dobbiamo parlare piano, perché cosa sta succedendo? Le Marie sono alle prese perché oggi è l'ultima giornata di uscite in cui ancora non si sa chi è la Maria dell'anno, quindi stanno facendo le brave, stanno studiando, si stanno comportando bene. Se sono alla scuola di San Giovanni Evangelista vuol dire che sono lì per leggere i brani di Goldoni, sono lì per fare delle coreografie, insomma sono immerse nell'arte. Mi confermi questa cosa? Brava Linda, vedo che sei informata. Sono informata, me lo ricordo. Brani di Goldoni, tra l'altro tra amore, gioco e follia, che era anche il tema del carnevale di un paio d'anni fa, nel 2020, prima che chiudessero tutto quanto. Quindi alla fine vedete che remember the future, quindi nel futuro abbiamo ripescato qualcosa del tema del carnevale di qualche anno fa. Quindi le Marie sono pronte per fare questa cosa, ma noi la possiamo vedere?
Sì, adesso sta iniziando proprio in questo momento. Ok, allora stiamo in silenzio e guardiamo. Vai. State con me. Sì, tranquilla. Ok, quindi lei al centro dovrebbe leggere un brano? Esatto. Se le missive da lei mandate sono state ricevute o meno dall'amato, se l'amato si dà una mossa, come succede Quindi si stanno preparando, quella al centro in linea teorica dovrebbe leggere un brano, mentre le altre ragazze intorno, insieme alle ballerine della scuola, fanno delle coreografie, delle danze tutti intorno, quindi si crea questo compendio, questo grandissimo spettacolo dove per l'appunto sono tutte insieme e si esibiscono in questa cosa, così si capisce anche del talento, se sanno fare qualcosa, se sanno recitare, se sanno ballare, se sanno fare questo, quello e quell'altro. Quindi magari una legge, o magari se l'ha imparato pure a memoria, non si sa mai, Qualcuno impara pure a memoria? Non mi è capitato. Poi basta, sono invecchiata perché... E quindi la memoria è scarseggiata. A volte succede. Tu come sei messa a memoria? Malissimo. Malissimo? Malissimo, sì. La memoria non è il mio forte. Però... Vabbè, con l'età è normale. Vero, infatti con il principe Maurice... Anche perché mi hai tolto 600 anni, ma insomma ne ho altrettanti. Ne hai altrettanti, capito? Quando cominci ad avere l'età del principe Maurice comincia ad essere un po' più difficile. È molto difficile. Va bene. Noi abbiamo qui ancora il collegamento e vediamo la Maria che per l'appunto sta leggendo con molto pathos, con molta enfasi. Le ragazze che ascoltano attentamente, sarebbe bello sapere per l'appunto quali sono i pezzi di Goldoni scelti per questa performance, per questo momento, però per l'appunto dobbiamo solamente stare in silenzio e sperare che non ci stiano sentendo perché sennò facciamo un casino. Che è stato girato prima, se volete. Ah, ma quindi... Quindi in realtà ci giochiamo il gioco. Abbiamo l'asso nella manica, non possiamo sentire, ok, non possiamo sentire quello che succede adesso, però possiamo sentire quello che è successo prima. Allora chiediamo gentilmente alla regia se può mandarci questo contributo, così scopriamo. Cosa c'è? Eccole. Ah, vedi? Guarda come si sono allenate. Ballano bene. Ma poi che d'impatto che è vedere queste 12 ragazze tutte vestite con quest'abito realizzato e confezionato dall'Atelier Petrolonghi, quindi dal nostro amico Francesco Briggi, e devo dire che gli abiti così sono veramente di un impatto, di un'energia assurda, quando sono tutte insieme che si muovono sono veramente belle. Guarda queste coreografie accompagnate dalle dame, che sono delle ballerine della scuola grande San Giovanni Evangelista, quindi sono di casa praticamente. Eccole. In questo scenario sembra di tornare un po' indietro nel tempo. Sì. Nella scuola di San Giovanni Evangelista. Loro vestite così, bellissimo. Sembra proprio di essere catapultati in un'altra epoca. Sì, veramente. Poi con Raffaele De Sì, che insomma tra coreografo e ballerino insomma ne sa a pacchi, sicuramente avranno avuto grande scuola anche di portamento. Perché le Marie sono indisciplinate quando diventano loro 12, quando si crea la rosa delle 12, sono tutte indisciplinate. Poi si fa la lezione con il maestro Raffaele De Sì, allora ti insegna semplice, passo doppio, semplice, passo doppio, che nel 400 funzionava così. Allora vedi che poi in giro per Venezia le Marie cominciano ad andare in giro e semplice, passo doppio, perché dopo lo mettono in pratica, capito? E quindi insomma è bello vedere anche il risultato di tanto lavoro. Guarda che belle che sono, tipo Barbie e le 12 principesse danzanti. Poi sai, tra la musica, l'abito e questa cornice, insomma, che è la scuola grande, sembra di essere veramente immerso in un altro periodo storico, cioè proprio in tutto e per tutto. Ecco, vedi? Quella che si ritrova al centro poi recita questo brano e le altre ci danzano intorno. Veramente molto bello, mi sarebbe piaciuto vedere proprio come hanno strutturato questa cosa, perché quando fui io
qualche secolo fa, una delle 12 Marie, mi ricordo che abbiamo fatto le cose separatamente, cioè la danza, la lezione di portamento in un contesto e in un momento, e la lettura o interpretazione dei brani di Goldoni in un altro momento proprio a casa Goldoni. Però è una di quelle esperienze che rientrano veramente nel bagaglio emotivo, nel bagaglio artistico anche delle Marie, perché impari veramente un sacco di cose. Tra l'altro questa sera, lo ricordiamo, verrà eletta la Maria dell'anno e la Maria del Gazzettino di questo Carnevale 2022, quindi queste sono le ultime uscite che hanno serenamente, perché poi cominciano a guardarsi male, no vinco io, no vinci tu, no vinco io. C'è un po' di competizione, dici? Di solito sì, però quest'anno mi è giunta voce che in realtà ci sia una bellissima armonia tra le ragazze, quindi quello che mi auguro è che continui ad essere così, perché se te la vivi con l'energia giusta e con insomma l'atmosfera allegra e spensierata, allora tutto ha un sapore diverso, capito? Quindi finché non c'è quella cattiveria, quella competizione, in realtà è tutto molto 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 più bello. Quindi io adesso ovviamente giocavo, però quello che mi auguro veramente è che se dovesse vincere una, che è prima inter pares, non è che sia la migliore, è la prima inter pares, le altre gioiscano per lei. Ma secondo me sarà così. Sì, sì, penso di sì. Hanno passato talmente tante cose in questi Insieme, giorni certo. che se la sono spassata assai. Va bene, allora dato questo piccolo momento Marie, vorrei chiedere alla regia se abbiamo pronto qualche altro collegamento interessante con i nostri Wonder Point. Ma a te ti manca fare Wonder Point Carnival Speaker o preferisci stare qua Ma sai seduta? che mi piace andare in giro, intervistare un po' gli artisti, vedere i loro spettacoli, mi viene un po' voglia di diventare artista anche a me in qualche modo. Tu sai fare qualcosa, qualche acrobazia, qualche No, cosa? io so fare la ruota al massimo. Che Almeno tu la ruota la sai fare, io no. Forse la verticale al muro però. Anche quella? Anche quella. Ma Proverei, la prossima ma non volta so se- ingaggiamo lei a fare i Wonder Point, ma non intervistare, esibirsi. Certo. Guarda che Devo stai smettere firmando la tua la mia condanna, come perché sempre. poi vieni ingaggiata e ti mettono a fare tutto. Allora abbiamo o Giorgia Sì. o Domenico che intervista l'artista. Scegli tu. Io andrei da Domenico a Ok. sentire un'intervista. Dai, andiamo da Domenico che abbiamo lasciato prima in stand by. Domenico, ci ricevi? Sì, ci sono, mi sentite? Sì. Vai, forte e chiaro. Provo ad entrare dietro le quinte per intervistare l'artista. Eccolo qui. Eccolo. Aspetta che sta salutando Eccoci qui, l'amante. siamo dietro le quinte, sì, adesso è tutto per noi. Ciao. Ciao, allora come si chiama? Chi è? Da dove viene? Quanti anni ha? Da quanto fa questo mestiere? Vai. Allora, se può Domande a presentarsi, manetta. ci fa sapere un po' da dove viene, cosa fa, ecco. Io sono Damiano Massaccesi, vengo dalle Marche, dalla provincia del Corno, precisamente da Filotrano, e faccio uno spettacolo di clown, visual comedy, equilibrismo, numero sulle bottiglie. Volevano sapere prima, le bottiglie le ha bevute tutte lei oppure ha condiviso? Bravo. Le ha smaltite nel frattempo. Le ha smaltite nel frattempo oppure fa un po' freddo fuori, vero? Serve un po' di... Il classico mal di testa, certo. Sì. Da quanto tempo fa, insomma, si esibisce con questi numeri? Mi chiedono da quanto tempo si esibisce con questi numeri. Questo spettacolo ha 4 anni quasi, e faccio Quanti? spettacoli da 15 anni. 4. 4 anni e fa spettacoli da 15 anni però. Ah, hai capito. Abbiamo anche in realtà l'altra artista, non so se vuole presentarsi un attimo. se Certo, possiamo- vai. Se vuole dirci qualcosa, da dove viene, del che suo bella. spettacolo. Lo spettacolo inizia tra pochissimo, quindi vi dirò brevemente che sono Paola Dopo. Sono veneta ma vivo in provincia di Bologna. Ciao, carnevale bellissimo. Ciao. Ciao, così, deve prepararsi. È un po' di fretta perché tra qualche minuto deve iniziare il suo spettacolo, quindi ecco. Va bene, allora la lasciamo Sì, che si giusto, ho presentato un concentri. attimo. Grazie mille Domenico, fai l'in bocca al lupo ai ragazzi Grazie e fai a loro i voi, complimenti. vi fanno un grande in bocca al lupo dallo studio. Grazie. vi Grazie, ringrazio. ciao. Andiamo da Anna Laura? Andiamo da Anna Laura. Anna Laura? Perché è tornata Anna Laura? Cosa avrà mai da dirci? Sei ancora sulla torre? No? Eccoci! No? Sei È scesa? scesa dalla torre. È scesa sciogliendo i suoi Sì, sono capelli. scesa Rapunzel dalla è scesa torre. dalla torre.
Ho attraversato Piazza Ferretto e ho incontrato loro due. E chi sono? Mi sembra di averli già visti. Chi siete? Non lo so. Il Circo Patouf! Ah, grande protagonista il Circo Patouf. Esatto. Avete qualche domanda da fargli? No. Ma loro a noi o noi a loro? Fa freddo lì da voi? Se fa freddo? Sì, perché qua in studio non hanno riscaldamento, quindi ci scaldiamo soltanto con l'amore, l'energia, il caffè, i 1000 caffè che ho bevuto oggi, sono l'unica fonte di calore. Ok. La bellezza della nostra regia, talmente bella che arriva tutto il caldo, pam, che ti spara flash, questo calore incredibile, e anche la bellezza della nostra Sofia infiltrata oggi. E la bellezza di Linda, vorrei dire, vabbè. soprattutto, forse. Ormai decadenza, stando vicino al principe Maurice, purtroppo ho cominciato anche io la fase del declino, cominciano a passare gli anni, non passa di anno in anno, ma in decennio, quindi così, arrivo a 500-600 anni facilmente anch'io. Veloce. Ma perché non si fermano neanche un attimo? Anche loro hanno bevuto 1000 caffè oggi? Adesso glielo chiedo. Mi chiedono perché non vi fermate? Perché state continuando a ballare? C'è la musica. Giusto, è vero. C'è la musica qua. Perché c'è uno spettacolo, guarda. C'è uno spettacolo in Largo Divisione Giulia. Ma non è il Vediamo loro, se è di riesco a qualcun prenderlo. altro. Vado con loro. No, è di Menciososa. Ok. Vediamo. Gioca a calcio lui, se non sbaglio, vero? Avvicinando. Esatto. Forse sì. Brava, ti ricordi bene. Ma questo non è calcio, però. Anche noi tutte le mattine lo facciamo. Quando ci svegliamo, quando ci alziamo dal letto. Stretching. Vabbè, ma lui è uno sportivo, è forte. E lei da dove arriva? Quando l'ha ingaggiata? Perché la nostra regia è gelosa, la nostra regia è innamorata di questo personaggio. Ma ha cambiato sport, Anna Laura? Gioca a tennis adesso? Regia, ti do un abbraccio a distanza, vedo il tuo cuoricino che si sta spezzando. Mencio Sosa ha trovato qualcun altro. Porta pazienza, noi donne siamo destinate a soffrire. Principi che ci abbandonano, sportivi che trovano altre donne, ma noi come possiamo fare? Tu sei fidanzata? No, non sono fidanzata. Bene, questo è molto interessante. Tu sei fidanzata? No, neanche io, questo è molto interessante per tutti coloro che ci stanno seguendo. Esatto, anche se ho i baffi oggi, però insomma. Ma non importa, sdoganiamo ogni stereotipo di genere. Vabbè, mi piace anche questa perché cosa. donna barbuta sempre Esatto, è vero, quindi. Ok, guardiamoci, smettiamola di dire baggianate e guardiamo lo spettacolo. Allora, se volete dopo vi porto anche da qualche altra parte, che ci sono altre 2 persone del Circo Patouf, quindi possiamo andare a cercarli. Va bene, tu comunque vai sempre a caccia, perché sappiamo che Mestre, tra Piazza Ferretto e Largo, insomma, Giulia, esatto, sì. è pieno di Wonder Points. Quindi sappiamo che chi si trova a Mestre tra un ping pong e l'altro prima o poi qualcosa di interessante ci trova. Va bene, allora ci vediamo dopo. Va bene, ci vediamo dopo. Grazie mille Anna Laura. Ciao Anna Laura. Ciao. Sofia, tu ricorda un attimo i Wonder Points che hai fatto in questi giorni, così facciamo tipo un mini elenco, così giusto per rimembrare i posti in cui sei stata. Mestre. Quindi Mestre un po' tutta, da via Palazzo, Piazza Ferretto, Largo Divisione Giulia, Donatori di Sangue, via Mestrine, insomma tutto il centro. Ok. E poi un po' a Venezia, ieri ero in Piazza San Marco e ho visto moltissime maschere in Piazza San Marco. Per il concorso della maschera più bella con Play the Lion. Sì, la maschera che mi è piaciuta di più, devo dirti, è un Arbre Magique. Un Arbre Magique? Sì. No, vabbè, geniale. Bellissime, erano 2 Arbre Magique enormi. Tu ce l'hai l'Arbre Magique in macchina? No, perché io sono molto disordinata. Io sono disordinata, però l'Arbre Magique ce l'ho messo al cocco, e c'è un odore di cocco nella mia auto ogni volta che mia mamma sale si ubriaca di cocco. Quindi l'Arbre Magique lo trovo veramente è molto originale, vero? Sì, geniale, direi geniale. Con chi siamo collegati, regia? Indoviniamo. Venezia, sicuramente. Siamo di fronte, siamo in Campo San aiuto.
Forse Santa Maria Elisa? Formosa. Santa Maria Formosa. Ok, quindi c'è Giorgia con noi collegata. Funzionale sta roba? Sì, certo. Anche c'è anche il lenzuolino, si vedeva anche il lenzuolino con Santa Maria Formosa. Come che faceva anche i veneziani per ricordarsi il procedimento. Vabbè, Brigea, la comanda! Quasi! Siamo qui con i Pantechi. Che cosa sta succedendo, Giorgia? Che è tutto sto casino? Poi elenco 40. Ci sono i Pantechi con 1600 anni, 1600 secondi. Ne restano solo 9. 45 a ponto, dei quali 11 in conto. Eleggono 41, che chiusi tutti in uno. con 25 almeno, Fanno il sereno. principe che regge, statuti, ordini e legge. Che bravi! Ma chi sono, Giorgia? Metteremo dentro le balotte tutte le lettere dell'alfabeto e poi le estrarremo a sorte, così sarà il caso di decidere quale storia sarà Eppure c'è contata. tanta confusione che forse noi non distinguiamo quello che dicono loro da quello che Sembra dicono. uno spettacolo teatrale, però. Sì, è uno spettacolo teatrale, sono i nostri amici Pantakin, comici in campo. Si trovano per l'appunto in campo Santa Maria Formosa, abbiamo visto anche il lenzuolino, detto inicioetto in veneziano, c'è scritto campo Santa Maria Formosa, quindi ci troviamo lì, vedo tanti bambini, vedo anche tanti adulti interessati. Teatro linguaggio universale che mette in comunicazione tutti, vediamo un po' cosa succede, dai. Dottore, guarda, io ho un dubbio però, se noi altri contiamo tutte le storie adesso, E poi domani a Mestre, al Candiani, chi è che viene a vedere lo spettacolo completo? Giusto, se contiamo tutto adesso, poi intera ferma, non vieni su? fermo è ora! Fermo una pillola. Io preferirei, scusate, se fosse possibile una supposta. Perché la pillola non riesco a pararla giù, no? Perché? Voglio dire, fermo un estratto, ok? Saria che nel sacchetto, invece che di sia valente, che mettiamo una, due, una, tre. Un levatore. Qualcosa mi dice che si tratta della commedia dell'arte e stanno dando un elenco dei prossimi appuntamenti, perché ho sentito che rimandavano al discorso che saranno a Mestre a fare uno spettacolo completo, quindi vedi che anche loro itineranti come l'arte di strada vuole, no? Perché questo posto e si spostano, quindi probabilmente stanno per l'appunto invitando a fare questo. La storia che la lettera ne ispira. Tutto chiaro? Ricapitoliamo! Prego, prego. E noi ne parla tanto svegli questi, dai! Qualcuno del pubblico dovrà estrarre una balotta e poi leggere a voce alta. Che tutti sentano. E qua no, non sei un piantin sordo! La lettera sovraimpressa. E mi raccomando, una volta estratta e letta la lettera, poi dite anche una parola con quella lettera. Per esempio, se prendo la lettera C, dirò Tutte le cose che dicono, non tutte le cose che C'è mancato poco con la lettera C. Meno male che non c'è il principe Moriso, perché sennò qua finiva malissimo. Perché abbiamo pensato tutti un'altra cosa che cominciava per C, che chiaramente è carnevale. Certo. Giusto, perfetto. C'è Elena, forse meno pericolosa in questo momento in Piazza Ferretto. Davvero? Vai Sofia, lancia tu il collegamento. Elena, ciao, da Piazza Ferretto? Eh sì, è proprio Piazza Ferretto questa. Ferretto. Chi c'è lì con te? Lui è Mr. Mustache. Ma è un mago? Un mimo? Sì, è più un mimo. Non parla purtroppo. Ah, non parla. Quindi dobbiamo cercare di capire che cosa vuole fare attraverso i suoi gesti. Io li seguo, Ah, forse sta cercando di ballare. Beh, la caratteristica principale del mimo è proprio l'assenza di parola, quindi comunicare tutto con i gesti e con le espressioni. Vediamo se riesce a entrare in comunicazione con quel piccolo principino che si è gentilmente offerto o costretto, non c'è dato saperlo, a partecipare attivamente alla performance. Che è successo? Dai, C'è anche Batman, Batman, salvaci tu. esatto. Che però non è riuscita a far rimbalzare. Ma cos'è, una pallina?
Ah, dovrebbe rimbalzare. Una pallina bianca. Esatto. Ma che è una cipolla o una pallina? Sembra una cipolla. No, era una pallina. Ok. Ah, il piumino adesso. Stai da lontano, la miopia, l'età, insomma. Proprio un po'. Vedi Sì, insomma, cipolle questo bambino è un po' sfortunato. Volano maiali, si vedono tanti, piovono bambini, piovono cipolle, succedono queste cose. Quello cos'è? Questo è un piumino, tipo quelli per spolverare in casa. Cose per pulire. Ma talmente non alzo un dito a casa che non so manco il nome. Ah, sotto le ascelle, vai, sotto le ascelle, sotto le ascelle. No! Il bambino è bravissimo. Beh, il bambino c'ha un futuro, c'ha un futuro. E adesso? Allora, ha un piatto con un bastoncino, però è un piatto speciale. No, vabbè. Infatti lo sta facendo girare grazie a questo bastoncino. Secondo me c'è un barbatrucco comunque. Bravo! Bravissimo. Aspetta che ci riprovano. Mi sta appassionando questa cosa. Vedi, fa raggiungere al piatto una velocità tale da poterlo poi mantenere in equilibrio, certo. In equilibrio. C'è anche chi sa fare questa cosa con il dito e la palla. Secondo me è una cosa innaturale. Ci hai mai provato? No, ci ho provato ma è finita malissimo. Palla in naso, faccia, vabbè. Ho avuto un'infanzia molto difficile. E adesso? Beh, il bambino comunque sta al gioco, Sì. Scusami Sofia, dicevi. No, prende l'iniziativa il bambino, va un po' da sì. solo. Sì, sta al gioco, insomma, partecipa proprio come fosse pane quotidiano, ma questa è anche la magia dei bambini. Magari anche lui in futuro deciderà di diventare un mimo. Facciamo un applauso anche a noi a Mr. come si dice? Mr. Buffo. Mr. Moustache. Moustache un po' English, un po' British, un po' français. Tu parles français? Je ne parle français. Tu ne parles français? Je ne parle français. Macaron, grand jeté, plié, baguette. Io mi fermo qua. Olè. Quello è un po' spagnolo. Un po' francese, un po' Sai spagnolo. anche che cosa è estremamente internazionale? Cosa? La nostra piazza San Marco a Venezia, dove c'è il nostro Diego che passeggia, perché giustamente lui non ha fatto niente in questi giorni, perché da quando è venuto qua, che ha ricevuto la promozione, che quindi è entrato qui in studio, si è accomodato, si è adagiato un pochettino troppo, quindi adesso è giusto fargli fare qualche passetto in più e lo facciamo sgambettare in giro per piazza San Marco. Vero Diego? Ciao Linda. Ciao Diego. Ciao Diego. Come va? Bene, grazie. Tu come stai? Guarda che bella luce che c'è in piazza in questo momento. Bene. Sì, c'è una bella luce adesso. È anche molto vivibile adesso la piazza, non c'è tanta gente, se la gira bene. Bene. Allora dici che cosa stai combinando? Stai solo passeggiando o stai facendo qualcosa di produttivo? Stavo cercando qualche maschera da intervistare, ma non si trova tanto oggi. Sono tutti sparse per Venezia probabilmente. Adesso provo a beccare qualcuno. C'è la regia che mi sta cercando di comunicare, ma io sono sorda. Allora ragazzi, questa è TV Verità. Scusami Diego un secondo, perché c'è la regia che sta cercando di comunicarmi qualcosa, ma non riesco a capire cosa mi dice. Posso chiedervi da dove venite? Io abito vicino a Chioggia. Io vicino a Biella. Ok.
È la prima volta che venite, tu no? Io è la seconda volta. La seconda volta che vieni? Sì, che vengo qua a Venezia, sì, cioè per il carnevale, dico. Cosa ti piace del carnevale di Venezia? Tutto mi piace. Tutto. L'atmosfera, la città. Grazie mille. Siamo in diretta sui canali social del carnevale. Ah, quelli ufficiali, ciao. Quelli Grazie ufficiali, mille. Cioè, mica fa Gigi, E queste due maschere invece? Posso chiedervi? Da dove venite? Tutto va bene? Where are you from? France. Ci sono francesi, non so se avete sentito. Ci manca proprio il principe aristocratico che sa parlare francese. Grazie, thank you. Thank you. Anche Diego non sa il francese, è scappato subito, è scappato. Ok, vai, cammina. Puoi anche arrivare, superare la basilica, circumnavigare, anche senza acqua, circumnavigare il campanile di San Marco, il cosiddetto Paron de Casa, e così giusto per dargli un'occhiata, anche perché quel campanile aspetterà qualcuno il prossimo anno per il Carnevale di Venezia all'apertura, perché questa sera verrà eletto quello che sarà l'angelo del prossimo anno. Quindi il Paron de Casa avrà una nuova, tra virgolette, proprietaria per qualche minuto il prossimo anno, quindi superalo, cammina, guarda se ci sono altre maschere interessanti, e poi se vuoi farci vedere anche il panorama di Bacino San Marco, oltre Palazzo Ducale, insomma, dato che c'è questa luce, questa atmosfera, facci vedere che succede a Venezia durante il Carnevale. Troppo pathos. Calma. Poi se incontri qualche maschera interessante, intervistala, no? Sì, così. Però vedo che la gran parte della gente non si veste in maschera. Guarda, Eccolo il Paron de Casa. È il Paron de Casa, che bella inquadratura. Infatti. C'è pure il Paron de Casa con l'inquadratura da sotto, c'ha il doppiamento, ma papagoggia. Però così. Comunque incredibile, nessuno che si veste. Io vado via di testa. C'è un dinosauro. Vi dovete vestire. Diego, sei vestito da Carnevale? Se no picchio anche te. Io no, in realtà. Ai. Ma tu la vedi la mia faccia? Dai collegamenti tu No. la vedi la mia faccia? Meglio così. Ti dico solo questo, meglio così. Vai da qualche maschera, va. Prima che ti venga a prendere io. Buongiorno, vi posso fare 2 domande? La signora è spaventata. Da dove venite? Dalla Sicilia. Dalla Sicilia. Prima volta qua al Carnevale di Venezia? Al Carnevale di Venezia sì, è la prima volta, la nostra prima esperienza. È la prima esperienza al Carnevale di Venezia per loro. Di loro che sono in diretta sui canali ufficiali del Carnevale. Ci ha spinto a immergersi nel passato, ecco, indossare i vestiti e proprio avere la sensazione di poter camminare nel passato. Grazie mille, siete in diretta sui canali social del Carnevale di Venezia. Ok. Grazie mille. Quindi comportatevi bene nella serie. Non erano di tante parole in realtà. La signora aveva un po' freddo, secondo me. Fa freddo lì, Diego? Abbastanza, c'era una bella arietta. Mi sembra infatti che ci sia una bella arietta. Guarda, vai, cammina, passeggia, vai, sgambetta, che devi insomma recuperare quello che non hai fatto in questi giorni. A Sofia è andata bene perché si è adagiata qua quest'oggi, quindi non ha altre giornate davanti da dover recuperare, si è già Mi ha fatta rubato il posto un mazzo fisso. così. Ti ho rubato il posto, Diego, davvero. Io invece il posto fisso non lo lascio comunque, Principe Maurice tira pacco, se ne va, ma io sempre là. non lo lascio il posto fisso, io qua storia, qui non me ne vado. Ciao nonna, guarda sono in TV, ciao nonna. Ah, che bellezza, quanto vorrei essere lì, Diego. Che invidia. Che invidia. È proprio bello. A parte il fatto che non sembra carnevale, dato che la gente è vestita normale. A parte questo piccolo dettaglio. Ma prova ad andare sotto i portici, Diego. Di solito ci sono le maschere lì.
Adesso vado a esplorare. Vai, In vai realtà un non po' in vedo nessuno così esplorazione. al volo. Il bello della diretta è proprio questo. E invece l'installazione No, non c'è Play arrivato dell'Ion il è vestito. ancora attiva? Hai notato, Diego? È ancora attiva, c'erano molti bambini in realtà in questo momento. Ok. Quelli sono gli ultimi arrivati, quelli che posticipano Era sempre. una che si grande ritrovano affluenza di all'ultimo momento. bambini. Ok. Infatti guarda che ci ha preso, qualche maschera c'è. C'è qualcuno. È come quando vai alla ricerca dei Pokémon, no? Dopo un po' capisci dove sono i nuovi li puoi giusti. trovare, quelli rari, eccetera. Con le maschere. Guarda che Posso belle disturbare? queste due maschere. Ah, che Dove belle. siete? Torino. Entrambe? sì, Sono di Torino. Di che sei in diretta con i canali social del Siamo carnevale, così ritornate non a si Venezia e spaventano. queste erano le mie scarpette di quando avevo 3 anni e questo è il mio cappellino. E Ma che questo era il meraviglia! vestito che portava mia mamma all'epoca e questo è il vestito di mia sorella che aveva 15 anni e adesso ne ha 40. E abbiamo fatto l'orologio proprio con i bottoni per far vedere il trascorrere del tempo, Come è passato per far il vedere tempo. come è volato questo tempo, però dopo 25 anni siamo ritornati insieme qua a Venezia. Grazie Che mille, siete in diretta sui meraviglia! canali social del Carnevale di Venezia. Ah, grazie. Che Salutiamo tutti meraviglia! con Fai grande loro i affetto complimenti, ed è un ma l'hanno piacere realizzato dopo 2 loro a anni ritornare mano? in piazza. Cioè, Con le loro manine? È stato realizzato a mano? Sì, l'ha fatto tutto mia mamma e tra l'altro utilizzando materiali di recupero perché noi lavoriamo così, quindi erano degli scampoli di stoffe che erano state regalate da zie piuttosto che avi varie. Queste erano delle tende. Mamma mia, Queste tutto- sono proprio delle tende recuperate. Tutto di famiglia. Mio marito ha un'azienda di bottoni, allora abbiamo deciso di dargli un po' di Luminosità. con i bottoni, utilizzando però bottoni di collezioni precedenti per trasformarli da così in utilizzo a un qualcosa di programmabile. Grazie mille, fanno i Che complimenti anche dallo meraviglia, studio. fai loro i complimenti perché sono bellissime, c'è un sacco d'amore nelle loro parole. Cioè vedere questi abiti realizzati proprio con dei pezzi della famiglia è qualcosa di Stupendo. Tu sai spettacolare. Io no, io sapevo fare il punto croce e poi me lo sono dimenticato perché ero molto piccola. E poi ho imparato a cucire i lacci alle mie scarpette da danza. Basta, mi fermo lì. E anche perché poi si sfaldano sempre. Diciamo che il cucito secondo me è una di quelle cose che salva sempre saper fare. Cioè, perché può succedere di tutto. Ma a proposito di scarpette da danza e da ago e filo. Salutiamo le Marie in silenzio perché mi sa In silenzio. Ok, la regia ci dice che dobbiamo salutarle in silenzio, quindi vediamo cosa succede. Ok, Ottavia la salutiamo. Ciao Ottavia, ciao. Ciao Ottavia. Ciao, ciao. Si sente? Ok, non si sente niente. Aiuto. Ottavia. Ottavia? È Ottavia che non può parlare. Noi possiamo parlare a gran volume. E allora possiamo parlare a gran volume. L'amore, il gioco e la follia. Le nostre Marie che ballano, cantano. costumi a quelli della cioccolata con Milena perché l'evento è iniziato. Ah, pim pum pam, da una parte all'altra, ok. Allora, da questo evento qui, al quale le Marie ancora non hanno partecipato, parteciperanno dopo? Non si sa, lo scopriremo dopo. Ci spostiamo da Milena che finalmente ci illustrerà che cosa succede con questa cioccolata calda che tanto abbiamo atteso. Finalmente possiamo scoprire che cosa succede. Milena, ci senti? Sì, ciao Linda. Ciao, c'è anche Sofia qui con noi. Ciao Milena. Ciao Sofia. Allora, spiegaci un po' Sofia, che cosa sta allora. succedendo. L'evento è cominciato. Allora, ora sono arrivati gli ospiti, come potete vedere, con dei costumi bellissimi e abbiamo un sottofondo musicale di pianoforte in questo momento e si stanno mettendo in posizione per presentarsi Raffaele Dessì e l'Atelier Pietro Longhi appunto per iniziare questo evento. Ci sarà un primo momento con una visita alla Ca' di Dio, appunto alle opere dell'architetto Sansovino e
uno spettacolo in cui Europa e Venezia dialogheranno. E la cioccolata quando È arriva? un viaggio gustoso anche dovrebbe essere, La cioccolata no? sarà Cioè la cioccolata protagonista anche nel titolo. I am Venice, the pearl of the Mediterranean, the queen of the east and the empress of the west. I am wealth, I am beauty. I harbor the most enchanted music, the greatest poetry, and the dreams that are worthy to be lived. By the mastery of fire, I created my most special treasure, glass, whose transparency and color recalls the water of my lagoon, the frescoes of my palazzos, and the power of my ships. Be my guest in these enchanted walls that have welcomed people from all over the world for hundreds of years. Within this architecture of the past that merges with the contemporary design, I am reminded that Venice is alive. Beauty lives through my alleys, within my palazzos. Be aware of my wrath and the power that I yield. Riconosco l'abito della ragazza che sta accanto alla nostra autrice e quell'abito lì devi sapere che è stato l'abito di Mara Stefanuto quando l'anno scorso è stata proclamata come Maria dell'anno 2020-2021 e Francesco Brigi dell'Atelier Pietro Longhi ha realizzato quest'abito che doveva insomma incorporare e incarnare lo spirito dell'amore, del gioco della follia che era il tema del carnevale dello scorso anno e ha realizzato questo abito molto particolare e accanto all'oratrice, quindi quello verde per capirci, quello in mezzo con le stelline, è stato realizzato proprio da lui. Grande creatività, grande mente. Il nostro Francesco Brigi, adesso c'è il nostro Raffaele De Sì invece che sta facendo anche lui un intervento, sarebbe bello essere lì, non solo per ascoltare ma soprattutto per la cioccolata. Building made to welcome people is made by Sansovino, and in this moment we are in the heart of the most important building of this great park. Questo palazzo nasce nel 1200 e ben 300 anni dopo arriva il Sansovino a restaurarlo. Nel 1200 era il palazzo per chi partiva per Gerusalemme, per cui una casa da cui partivano i pellegrini per andare verso la Terra Santa. Nel 1500 diventa qualcosa di molto più importante. Le famiglie che si sono impoverite in città possono chiedere soccorso alla Serenissima e avere quindi appoggio sia economico che un rifugio, perché nella filosofia della Serenissima era meglio investire nelle nuove famiglie piuttosto che pensare a riempire le case. E questo io credo che sia una cosa veramente importante che ha trasformato Venezia in quello che oggi conosciamo. A questo punto... C'è Magna? Ah no. Sì. Se di sì. Milena, so che lo chef di Calidio ha preparato una cioccolata da un aroma unico apposita per l'occasione. Tu sei un amante del cioccolato? L'assaggerai? Sì, molto. Non so se l'assaggerò oggi, però deve essere davvero buona. Vabbè, casomai ne rubi un po', trovi un modo, metti tutto in un sacchetto, ce lo porti qua negli studi di Televenezia e ci pensiamo io e Sofia, no? Ah, io A sicuramente. te ti piace la cioccolata? Sì. Ok, allora possiamo andare d'accordo. Fondente o latte? Entrambe a dire il vero. Tu?
prediligo quella al latte. Però quella fondente comunque non la escludo. Anche le nocciole. Le nocciole. Ecco, la cioccolata bianca non mi fa impazzire. E la cioccolata calda da bere invece? Sì, con la panna. Soprattutto la panna. Principalmente la panna. E poi più è liquida la cioccolata calda, più mi piace. A tanti piace di più densa, però densa mi sa troppo da budino. Sono d'accordo. A me non piace il budino. Fai fatica a mangiarla. Sì, capito. Poi ho avuto una brutta esperienza all'asilo. Sempre traumi infantili. Sono diventata come il principe Maurice, una bisbetica con un sacco di problemi infantili che si trascinano poi. Ho avuto un trauma da piccola con un budino all'asilo e da lì non sono più riuscita a mangiare budino. Perché? Cosa è successo? Non so, faceva semplicemente schifo, si può dire, aveva un gusto strano, non lo so, oppure ero semplicemente un po' principessa e quindi non mi andava bene niente. Comunque ho avuto questo brutto passato, questo brutto trascorso con il budino e questo si ripercuote nel presente perché adesso la cioccolata calda troppo densa non la riesco a mangiare perché sa di budino. Ah, ecco. Vabbè, traumi infantili a parte, abbiamo qualcosa di più interessante, regia della mia vita da asilo? Siamo a Mestre di nuovo? Di nuovo a Mestre? Ma che succederà mai? Con chi siamo collegati? Con Elena. Ciao Elena. Ciao, cosa c'è lì? Che spettacolo c'è? Teatro. È uno spettacolo di arti marziali, danza e arte circense E con il mangia circa fuoco. teatro. Che bello, io adoro queste cose. Abbiamo tanto fuoco. Io adoro queste cose, vai, godiamoci un po' questo spettacolo, mi piace. Lo spettacolo è appena iniziato, quindi sicuramente ci sarà molto da vedere. Occhio. Vai. Rimani lì con questa inquadratura che è perfetta. Mamma mia. Che figata. Si può dire? Lo dico, Guarda quanta gente che si raccoglie. Loro hanno anche delle belle maschere. Sì. Che fascino. Sembra che sia lei a domare il fuoco. Sì. Io quando vedo questi spettacoli mi chiedo sempre come facciano a non bruciarsi, anche i vestiti, perché quello che mi questo stavo cerchio- chiedendo anche io proprio ieri o l'altro ieri, non ricordo. Dovrebbero esserci dei materiali, degli abiti realizzati con del materiale ignifugo, quindi con del materiale, dei tessuti apposta che sono realizzati proprio per non prendere fuoco. Però tanti dei loro costumi non danno l'impressione di avere la consistenza dei tessuti ignifughi. Certo. Quindi era la stessa identica domanda alla quale non ho più avuto risposta che mi stavo ponendo proprio io ieri. Quindi non ti so dire. Poi per quanto riguarda la pelle sicuramente magari avranno qualche crema, qualche spray, non lo so. E in ogni caso sono comunque dei professionisti che secondo me hanno tante ore di studio e di lavoro alle spalle, per cui sanno proprio come dominare il fuoco, fuoco. Una bada. Però chiaramente per essere così a contatto ravvicinato, per forza di cose, i tessuti non sono dei classici tessuti facilmente anche infiammabili, perché chiaramente non sarebbe possibile. Però guarda con che disinvoltura si muovono e gestiscono la cosa. Cioè tu c'hai tutto il fuoco intorno, ti immagini? Cioè la fa sembrare come una cosa più facile del mondo. Del mondo, naturalissima. E se ci pensi c'hai un sacco di fiaccole lì intorno che... Abbiamo Ottavia con un'intervista a Maria Grazia. Ma davvero? Ma davvero? Ma la nostra regia è un cecchino! Ma grande la nostra regia, guarda chi ha insomma reclutato un'Ottavia sempre pronta sul pezzo. Ciao Ottavia! Ciao ragazze, sono qua con Maria Grazia. Vai, lascio a te la parola, qui Allora, Sofia e questa Linda in sera- studio,
Sì, questa sera ci sarà l'elezione della Maria del Carnevale e della Maria del Gazzettino nelle sale apolline del Teatro alla Fenice. Quindi volevamo sapere con Maria Grazia, che è la responsabile della Festa delle Marie, come stanno le ragazze. Oggi le hanno portate qua anche un po' per rilassarsi, diciamo, prima della serata. E allora sì, siamo nella meravigliosa Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Ho pensato, siccome le ragazze erano agitatissime, anche se è stato un gruppo molto bello, molto carino, che si divertivano, però erano un po' agitate da un paio di giorni. Un po' di emozione. Allora abbiamo fatto una performance sul teatro di Carlo Goldoni con Francesca Pederoda, la insegnante di ballo Elena Costantini e le sue ballerine. Hanno fatto ballare anche le ragazze, hanno recitato, il tutto una prova di mezz'ora prima. Perciò sono state bravissime, le vedrete. Questa sera Sera, allora ci sarà appunto la votazione della Maria dell'anno 2022 e della Maria del Gazzettino, dei lettori del Gazzettino. E le ragazze sono molto agitate e cerco di calmarle il più possibile. Saremo puntualissimi alle 8 alle sale apolline del Teatro La Fenice. Ma guardate che bella che è Maria Grazia. Maria Grazia è sempre splendente, lei è la Maria delle Marie. Guarda com'è bella. Ma poi è così tenera, così gioviale, così giovane che dovrebbe vincere lei il titolo di Maria dell'anno. Non dovresti dire alle 12 Marie se sono gioviale, se sono buona. Sei stata buona Maria Grazia o le hai bacchettate? Voglio sapere questo. No, bacchettate dal primo giorno all'ultimo. Però hai servito perché si sono Secondo comportate me, bene, no? Sì, però mi vogliono bene lo stesso. Come si fa a non volerti bene, Maria Grazia? Sono la sera per quello che facciamo. Infatti, secondo me, ragazzi, Maria Grazia è di una dolcezza con le ragazze infinita. Sì, conferma, un sacco di pazienza, anche perché poi le ragazze se creano gruppo diventano veramente pericolose, capito? Invece Maria Grazia ha una pazienza infinita. Linda hanno cominciato già, cioè fino al quinto giorno era tutto perfetto, meraviglioso, amicizia, amore. Dal giro di boa ha cominciato a dare i risultati di un po' di nervosismo, diciamo. Ah, ok. No, io spero questa sera, dopo che sarà eletta la Maria, che siamo tutte tranquille, ma sono sicura di sì, sono tutte amiche. Dai, allora, ragazzi, un po' di emozione ci sta, siamo addirittura di arrivo, quindi ci sta che un po' di nervosismo, un po' di emozione ci sia. La cosa importante è che non nascano le tipiche invidie di quando viene eletta la Maria dell'anno e poi le altre la odiano. Ma sai, te lo ricordi anche tu, no? E sei per un momento così difficile, però poi la sento male. Allora facciamo un in bocca al lupo insieme alle Marie. Che dite? Sì, facciamoglielo. Io le vedrò questa sera perché tra l'altro sono contentissima, emozionatissima e onoratissima di comunicare che questa sera la cena, quindi il gran gala al Gran Teatro La Fenice alle Sale Apolline sarà presentato da me, dalla sottoscritta, quindi vedrò in presa diretta che cosa succederà e chi sarà eletta la Maria dell'anno e presenterò la serata, quindi sarà una grande emozione per me. Eccole qua le 12 Marie, guardale come se la stanno facendo sotto. Siete pronti? Glielo facciamo un in bocca al lupo? Ragazze, in bocca al lupo! In bocca al lupo! Qui dagli studi Sofia e Linda Pani vi fanno un grandissimo in bocca al lupo. Per quanto mi riguarda ci vediamo stasera, In bocca al lupo per questa sera, che lei vi vedrà questa sera. Fate le brave! Cosa sta dicendo Maria Grazia? fenomenali, brave. Cosa sta dicendo Maria Grazia che non sento? No. Mi metto di qua, forse.
Sto dicendo che lo dico adesso, però, che è proprio un bel gruppo questo. Vedessi come sono state brave oggi. Hanno ballato, recitato, con una prova tutta di mezz'ora. Che contenta che sono, Maria Grazia, sono veramente felicissima per loro. Non c'è cosa più bella che vivere in armonia questa esperienza. Brave, faccio la foca di nuovo. E brave queste ragazze. Ciao ragazze, Ciao. stasera. Brave, bravissime. Ciao Maria Grazia. E grazie mille Ottavia per averci portate lì e averci insomma fatto vivere questo momento di grande emozione e anche di cambiamento, perché adesso gli equilibri ovviamente cambieranno. La Maria dell'anno scorso cederà la corona alla Maria di quest'anno, quindi chiaramente ci sarà un passaggio d'eredità abbastanza importante, anche perché la Maria dell'anno che verrà eletta questa sera farà, lo ripetiamo, il volo dell'angelo in apertura del prossimo Carnevale 2023, che speriamo, ma sarà così, tornerà ad essere totalmente in presenza. Magari ci sarà ok, no, dalla Laura è meglio. Anna Vabbè, Laura. in ogni caso sarà tutto meraviglioso comunque. Ciao Anna Laura. Ciao. Ciao. Che allora, succede? Io so che vi avevo promesso Piazza Ferretto e il Circo Patouf. Sì. Però mi sono voluta fermare qua dai Chambarbou perché sono rimasta affascinata dai loro numeri e dalle risate dei bambini. Beh, effettivamente sono molto bravi. Guarda con che nonchalance e con che tranquillità. Allora, questo numero hanno detto che si chiama il numero del Capitan Valerio. Ma com'è fisicamente possibile quello che stanno facendo? Un'atmosfera un po' greca. Sì. Ma chi sono quei due tipi dietro? Quelli sono il terzo e il quarto incomodo, quando esci con la coppia di amici e fanno coppia loro due insieme. Ma sono italiani o no? Che tu sappia. Sì, sono italiani. Ok. Per quello che so io sì, anche se il nome è francese. Oggi Francia, grande protagonista di questa puntata, ci voleva il principe. Però si sta meglio con Sofia, Lo so, ma vi ho sentito. Ma voi lo sapete che io il francese lo parlo? Ah sì? Sì. Lo parlo, Ah, finalmente abbiamo trovato qualcuno che parla francese. Allora saluta, dato che siamo in diretta, in streaming all over the world, saluta chi ci sta seguendo dalla Francia o dai paesi dove insomma si parla prevalentemente francese, che sicuramente apprezzeranno dal momento che io non lo posso e non lo so fare. Fallo tu. Va bene, allora cosa vuoi che dica Linda? Saluta, invitali a continuare a far parte insomma di questo carnevale che sarà insomma oggi e domani, perché poi con il martedì grasso si conclude, quindi quel poco che rimane insomma delle giornate meravigliose del carnevale. Di invitare insomma a rimanere collegati, invitali al sito del carnevale che è www.carnevale.venezia.it, che io in francese non lo so dire. Cose così, un saluto. Va bene, allora bon après-midi à tous nos amis de la francophonie et je vous remercie de nous voir dans les réseaux sociaux et je vous prie de vediamo un po' cosa potrei dire. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le site du Carnaval de Venise qui c'est com'è che è il sito? www.carnevale.venezia.it. Ora signori e signori,
Che basta dire solo punto, perché www. Punto? Beh, quello le punto Venezia.it. Point. Vabbè, comunque io non ho capito niente di quello che hai detto, io mi fermo a baguette, quindi per me puoi aver invocato anche 6 demoni, con quello che hai detto in francese. Però sono sicura che gli amici della Francia hanno capito sicuramente, quindi merci beaucoup. Muchas gracias amigos, porque aquí tenemos Dalí, Sofía Dalí, que vamos, caramba, muchas gracias por seguirnos todos los días. E mi fermo qua perché l'inglese è imbarazzante. Regina. Elisa. E dove sta Elisa? Stava a Castello prima. E anche adesso è a Castello. Aspettiamo un attimo il collegamento che riparta, così abbiamo la sicurezza che Elisa ci senta. Si è frizzato. Allora ci frizziamo anche noi. Oh. Ma hai letto nel pensiero? Sì. Ma sei sul pezzo. Sono Mi piaci, sorella. connesse. Mi piaci, Hai sorella. Vai, Torniamo Sofia. Ciao Chiamalo Domenico. Ciao. Ciao. Mi sono Ciao, Domenico. spostato io, adesso sono in campo San Cassiano e abbiamo Diego Draghi che sta facendo il suo spettacolo. Sta per usare il diavolo? Sì. No, un momento. E così per 20 minuti. Bravo. Anche mio cugino lo sapeva fare. E tutti abbiamo quel cugino che sa fare qualsiasi cosa. Sì, perché io so fare questo. Ma sai che mia cugina, ma sai che quel giorno ho fatto. Beh, ma mio cugino lo fa da. I cugini c'entrano sempre. È vero. Ma quanto alto l'ha lanciato? È tornato giù mezz'ora dopo. Abbastanza. Guarda che evoluzioni. No, vabbè. No, è così? No, aspetta che sono miope. Non riesco a stare dietro alla velocità di questa cosa che ha appena fatto. Abbiamo un piccolo poliziotto. Salutiamo tutte le forze dell'ordine. Grazie per tutto quello che fate. Attenzione Marco! Guardate chi là. Che squadra è? Che spiega di squadra è? Non conosce nessuno. Vabbè, attenzione, Marco, io faccio dei nodi e tu devi soffiare e sciogliere i nodi, ok? Se non riesci a soffiare, sparo un colpetto. Occhio che lo mette in manette e lo sbatte al fresco, se sbaglia qualcosa. Oddio, che fa? I nodi si sciolgono grazie a Marco. No, vabbè, bravissima, se va così veloce io non riesco a capire qual è il barbatrucco. Un ginocchio a terra, bravissimo, e ti chiederò di soffiare forte dal basso verso l'alto. Signora, che deve andare, vada nell'ultimo numero, poi ti lascio andare. Attenzione Marco, devi soffiare. Attenzione, che succede? No! Ecco, io sta cosa non l'ho mai capita. Come fa? Che è un po' il concetto dello yo-yo anche. Sì, più o meno. Più o meno. Cioè, più o meno che più. Però. Ma è difficile, devi tenerlo anche in equilibrio, devi fare un sacco di cose. Ma poi il filo da entrambe le parti? Sì, esatto. Non so, è strano. Dovremmo provare qui in diretta un giorno, domani magari. Quasi. Ne rimediamo uno. Siamo già quasi alla fine della puntata, ma come vola il tempo quando ci si diverte. Domenico, grazie mille. Grazie a voi. Ciao Domenico, Goditi lo spettacolo anche per noi. Che io entro in trip quando vedo queste cose, non riesco a capire come funzionino certi meccanismi. Ciao Elisa. Eccoci Linda e Sofia. Ciao tesoro, Ciao. come va? Tutto bene, io sono sempre a Castello. Sì, lo vediamo.
E noi eravamo rimaste con una questione in sospeso, se non mi sbaglio. Sì. Allora vi svelo, loro sono una famiglia in realtà di italiani. Sì. Però si fingono russi, quindi sostanzialmente recitano con questo accento slavo. Hai capito, ok, quindi e non con sono loro russi c'è anche la figlia. Ok. E come mai sei riuscita a intervistandoli, scusa, a capire, a captare per quale motivo hanno scelto proprio la Russia come fonte di ispirazione? Cioè ti parlo, io ho studiato russo, sono un amante della cultura russa, quindi ho presente tra l'altro in questo momento storico che stiamo vivendo, chiaramente non va fatta tutta l'erba un fascio, approfitto per fare una parola su questo, quindi non dobbiamo odiarci tra di noi, ci sono tanti russi che sono mortificati per quello che sta succedendo, quindi non dobbiamo essere discriminatori nei confronti di queste persone, anzi bello che ci sia una questione umanitaria molto forte, molto intensa in questo momento, quindi ringraziamo tutte le persone che si stanno dando da fare per combattere questo momento, combattere tra virgolette in maniera, cioè con l'amore, con la solidarietà che stanno affrontando questo momento difficile. Allora, sei riuscita a capire per quale motivo la Russia? Io loro li avevo conosciuti in campo San Giacomo. Sì. Perché come sapete quest'anno appunto con il Wonder Points, con il carnevale diffuso, molto spesso si capita di riconoscere gli artisti in un punto e ritrovarli in un altro. Certo. E questo è anche molto bello perché anche tornando a casa, passeggiando per la città, molto spesso si ritrovano gli stessi artisti. Ed è bellissimo perché ci si ferma comunque a riguardare lo spettacolo, che è sempre molto bello, un piacere. Sì. E quindi io loro li avevo intervistati appunto a campo San Giacomo. Ok, e? Ed è un piacere quindi adesso ritrovarli. In realtà non mi hanno svelato il perché proprio la lingua russa. Ok, vabbè, se hai però mi hanno un po' raccontato di loro, quindi viaggiano con la figlia. Ok, se hai modo di chiederglielo casomai quando finisce lo spettacolo, raccogli questa informazione perché sono curiosa. Io sono proprio curiosa che casomai con un collegamento magari domani riuscirai a spiegarcelo. Sarebbe carino. Certo, volentieri. Va bene Elisa, grazie mille. Questi bambini. Grazie mille Elisa, purtroppo dobbiamo salutarci, io rimarrei in collegamento a chiacchierare con te e a guardare la performance, ma siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata, quindi grazie Elisa. Allora, questo è un momento istituzionale, quindi io direi di girare pagina fino ad arrivare ai saluti conclusivi dove non dobbiamo dimenticarci di nessuno. Allora ricordo questa sera l'appuntamento, ovviamente vi terremo aggiornati domani che ci sarà la proclamazione ufficiale, però questa sera verrà eletta la Maria dell'anno del Carnevale di Venezia 2022 e la Maria del Gazzettino del Carnevale di Venezia 2022, quindi ci sarà questo gran gala alle Sale Apolline del Teatro La Fenice, ci sarò io, quindi domani vi racconterò tutto quello che sarà successo, se riesco a reggere la serata perché sono tipo distrutta. E nel frattempo c'è anche la finale del concorso della maschera più bella, quindi dopo tutte queste giornate finalmente si sono raccolti i finalisti e scopriremo finalmente chi ha vinto. Ringrazio la regia, ringrazio la troupe, ma adesso è arrivato un momento importantissimo. Sì. Gli sponsor di questo carnevale, e ci terrei che li leggessi tu. Io? Ok, Vai. allora, come di consueto ringraziamo gli sponsor del carnevale, che sono Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Lavazza, American Express, Consorzio Tutela Prosecco Doc, Eni e Trivago. Grazie mille Sofia, Grazie mille a te. super splendida. Salutiamo anche il principe Maurice che non si sa dove sia finito. Io veramente, se domani lo trovo, lo chiudo dentro al camerino e lo lascio lì e mi porto con me Sofia. Dai, Sofia, ti ringrazio di essere mille, stata Linda, qui. Tutti gli aggiornamenti ovviamente li potete trovare sui soliti canali social che conoscete benissimo, www.carnevale.venezia.it. Noi ci diamo appuntamento qui su Televenezia, su YouTube e su Facebook dei canali ufficiali del Carnevale domani sempre alle 16 fino alle 17:30 per l'ultima puntata. Non vi sveliamo niente, un sacco di sorprese, chissà Sofia dove sarà, lo scopriremo. Intanto vi auguriamo una buona serata e che giorno è oggi? Lunedì? Un buon lunedì sera. Lunedì. Buon Sì, lunedì buon sera. lunedì. Ciao!